Si sentono grida, parolacce, pianti disperati nel video che sta facendo il giro del web e che vede i membri della baby gang protagonisti dell'ultimo episodio avvenuto a 2 passi dal ponte di Rialto quando sono state aggredite 3 coppie di fidanzati. Ora il poliziotto! Là, tranquillo. Però quello lì con la bottiglia in mano. Non è capace di... Il cerchio su questi violenti giovanissimi si sta chiudendo. I fatti stanno degenerando. Su questo però vogliamo dire alla gente, come già ribadito in altre occasioni, mezzi di informazione, che ci stiamo lavorando e assieme a noi, alla Polizia Locale, ci sono le altre forze di polizia, c'è l'autorità preposta, compresa la Procura, la Prefettura, e in questo senso contiamo di poter chiudere il cerchio decisamente a breve, anche delle prossime ore forse. Si sono compiuti degli atti che rientrano non più in quelle che possono essere sciocchezze che riguardano le solite scorribande, ma dei reati che hanno un profilo penalistico e che quindi prevedono delle misure molto più importanti, molto più incisive e quello che ci auguriamo, dato l'evolversi delle situazioni e anche dato il fatto che insomma questi ragazzi non possono e non devono pensare di rimanere impuniti per quello che fanno. Nel video si vedono poi passare alcune persone, ma all'apparenza nessuno sembra fare nulla. Mi auguro che queste persone che hanno assistito a questi eventi decisamente fastidiosi, raccapriccianti, insomma, chi più ne ha più ne metta, abbia avuto quantomeno il buon senso di interpellare immediatamente le forze dell'ordine.